venerdì 31 ottobre. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Luca Ciriberti. Fra poco da Luca per leggere insieme a voi i quotidiani, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto le notizie. Cominciamo anche oggi dal Ponte, il parere della Corte dei Conti che ha bocciato di fatto l'inizio dei lavori dell'opera, agita la politica nazionale. La maggioranza comunque si è compattata nell'idea di andare avanti. 5 Stelle starebbero pensando anche ad una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Salvini. Facciamo il punto in questo servizio. I toni meno duri di quelli a caldo, quando si era addirittura parlato di un atto di invasione. Il governo non nasconde però l'irritazione verso la Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del CIPES sul ponte sullo Stretto, ma dal vertice a Palazzo Chigi, convocato d'urgenza, sia la premier Giorgia Meloni che il ministro Matteo Salvini escono con più cautela, tanto che Salvini ha cambiato anche la prospettiva dell'inizio dei lavori, slittata da novembre a febbraio. Resta la fermezza del governo, che non intende fermare la propria azione, ma stavolta si dice in attesa di leggere le motivazioni della Corte dei Conti, che ha sollevato una serie di rilievi. Mancano ad esempio certezze sulla copertura finanziaria, servono ulteriori verifiche sugli aspetti ambientali e antisismici e si pone il tema della conformità alle norme europee sugli appalti, in particolare per l'aumento dei costi oltre la soglia del 50%. Una decisione che, pur non avendo valore politico, ha di fatto congelato la delibera approvata lo scorso agosto dal Comitato Interministeriale. Tra le ipotesi al vaglio del governo, una nuova delibera del Consiglio dei Ministri che consenta di riprendere l'iter nell'interesse pubblico superiore, oppure un confronto diretto con la stessa Corte per chiarire i passaggi normativi contestati. Dopo la decisione della Corte dei Conti, intanto, il Movimento 5 Stelle sta pensando di depositare una mozione di sfiducia in Parlamento nei confronti del vice premier Matteo Salvini. Allora, il Ponte fa discutere, continua a fare discutere, Luca. Ponte su tutti i giornali, ovviamente, nelle prime pagine. Andiamo a vedere però qualche approfondimento. Eccolo qua, lo prendiamo per esempio dal Corriere della Sera, che fa un po' il punto di quello che è successo nella concitata giornata dell'altro ieri, in realtà, che poi insomma ieri ha sviluppato tutta una serie di commenti. Allora, sì al Ponte ma senza scontri, questo è il titolo del Corriere nelle pagine interne. Il governo troveremo soluzioni, e dopo una lunga riunione appunto a Palazzo Chigi con i diretti interessati, contatti anche con il Quirinale. Niente guerra al mondo, ma non ci fermiamo. Tanti rilievi, ovviamente, come abbiamo sentito anche dal servizio. Tutto raccontato nelle pagine del Corriere, tra l'altro interessante insomma l'intervista a Paola Briguori della Corte dei Conti, che dice nessuna ingerenza, perché queste sono le accuse, siamo obbligati noi a controllare, noi della Corte dei Conti appunto siamo obbligati a controllare l'uso dei soldi pubblici. Lo stesso argomento lo troviamo ovviamente anche sulle pagine nazionali di Repubblica, frenata dei ministri sul ponte, aspettiamo le motivazioni, la replica sarà nel merito. Questo insomma è diciamo, la linea guida diciamo, dell'azione di governo. I toni si abbassano per evitare lo scontro frontale, e ancora una volta la Corte dei Conti che dice noi valutiamo solo i profili giuridici. Ieri ha parlato appunto anche la Premier, che ha ribadito, la Premier Giorgia Meloni, che ha ribadito che l'infrastruttura si farà. Ci sono ovviamente tutti i rilievi che si possono certamente approfondire, indiscutibili i rilievi all'opera, i ricavi, dice Carlo Scarpa, docente di economia dell'Università di Brescia, i ricavi da traffico non copriranno le spese. Questa è un'altra voce contro diciamo, il ponte. Dai costi stimati male al progetto carente, le ragioni della bocciatura le trovate elencate tutte nelle pagine nazionali di Repubblica. Poi più avanti vedremo anche le reazioni a quello che succederà con questo no al ponte a livello regionale. Bene, grazie Luca. Intanto però torna d'attualità il tema, l'argomento, quello dei falsi medici estetici. Bisogna sempre fare attenzione. È stato scoperto un giovane che pubblicizzava sui social interventi a basso costo. C'è stato un esposto del Codacons per esercizio abusivo della professione.
I prezzi erano più che convenienti, i ritocchini di labbra, rughette e persino della gobba sul naso erano a portata di tutti, ma la truffa era servita. A operare gli interventi estetici era un catanese al secondo anno di medicina, a suo dire, che aveva messo su un ambulatorio abusivo a casa, dove trattava i pazienti con punturine e cerotti, e dire che i clienti non mancavano al dottor B, così era conosciuto sui social. La segnalazione arrivata al Codacons ha fatto scattare un esposto da inviare alla procura per esercizio abusivo della professione, lesioni e truffa. In una nota il Codacons mette in guardia sulla crescente diffusione di attività sanitarie abusive promosse sui social che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e un inganno ai danni dei cittadini. È ancora aperta l'inchiesta dopo la morte della 22enne Margaret Spada di Lentini, che aveva scelto su TikTok l'ambulatorio privato a Roma dove fare la rinoplastica. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e indagato i 2 medici che avevano operato. Altro tema questo che va sì, perché attenzionato. Esattamente, perché poi questi fantomatici medici si trovano appunto online. Questo è il racconto che ha fatto poi una trasmissione televisiva, Fuori dal coro, che ha scoperto questo studente al secondo anno di medicina. Gli interventi senza abilitazione del dottor B, si faceva chiamare nel nome del profilo social, il dottor B. Si spacciava per medico estetista e offriva trattamenti invasivi alle proprie pazienti. Fra le ipotesi di reato appunto l'esercizio, come sentivamo dal servizio, l'esercizio abusivo della professione, le lesioni personali, truffa e violazione delle norme sanitarie. Qui ci sono 2 aspetti interessanti ovviamente che bisogna seguire: l'esercizio ovviamente abusivo della professione, perché seppur molto semplici questi interventi hanno dei rischi e quindi devono essere tutelati dalla professionalità e ovviamente anche dalle attrezzature che solo uno studio medico a tutti gli effetti è riconosciuto può avere. E poi ovviamente la vicenda della capillarità di questi interventi ormai è diffusissimi soprattutto tra i giovanissimi. E qui c'è la foto appunto presa con un fotogramma dal servizio della trasmissione che ha scoperto e ha scovato uno dei tanti medici abusivi, appunto questo famoso dottor B. Adesso restiamo a Catania, però, per un arresto di un 29enne che è accusato di aver commesso una serie di rapine a distanza di pochi giorni. Vediamo anche le immagini di queste rapine nel servizio. 4 rapine, ciascuna a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, sono quelle al momento riconducibili al 29enne catanese arrestato dalla Polizia di Stato. Tutto documentato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti dalla Questura di Catania, che vi mostriamo. Nel primo episodio il 29enne avrebbe avvicinato 2 giovani ed, approfittando di un luogo isolato e delle ore notturne, avrebbe costretto uno di loro, sotto minaccia di un coltello, a consegnargli il telefono cellulare. In un'altra occasione l'indagato si sarebbe introdotto all'interno di una farmacia e, dopo aver minacciato una cassiera con un corpo contundente, avrebbe svuotato la cassa. E poi l'indagata, ancora una volta, sfruttando l'oscurità ed un luogo isolato, avrebbe minacciato e poi bloccato violentemente la vittima al fine di sottrargli il portafogli e il telefono cellulare. Nella quarta rapina l'uomo avrebbe invece afferrato per i capelli una donna prima di scaraventarla violentemente a terra per impossessarsi del suo telefono cellulare. A supporto delle immagini acquisite anche le testimonianze delle vittime che hanno permesso di identificare il 29enne, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza. Sempre più spesso si vedono fenomeni di questo genere nelle nostre città. Eccoli qua, li troviamo anche sui giornali, insomma le notizie nelle pagine di cronaca interne al quotidiano La Sicilia. Rapinò farmacia e 3 passanti, 29enne arrestato dai falchi, e poi insomma tante altre notizie che riguardano la cronaca. Nessuno è ovviamente immune da questa pagina, sempre piene ovviamente, soprattutto di questa microcriminalità, le pagine dei giornali. Anche qui vedete, spacciava cocaina a domicilio, pregiudicato, finisce in manetta. Qui c'è tutta una serie di reati, insomma messi tutti insieme, che certamente non favoriscono la sicurezza nelle città. Adesso, restando a Catania, però, per l'inaugurazione, facciamo vedere le immagini dell'inaugurazione della nuova piazza Turiferro. Vediamo.
Il sindaco trantino che passa, sorridente sotto l'impianto di nebulizzazione. Tanto verde attorno, nuovi arredi ed un moderno impianto di illuminazione. Eccola, la rinnovata piazza Turiferro, storicamente conosciuta come piazza Spirito Santo. Da cemento ed asfalto di un'anonima area di parcheggio, peraltro scarsamente curata, ad un gioiello incastonato nel centro storico di Catania. Un motivo di vanto per il sindaco trantino. Pensiamo a cos'era questa piazza fino a un anno fa. Era culla di degrado, di insicurezza. Adesso guardiamola e cerchiamo di innamorarci tutti quanti, perché solamente attraverso un innamoramento noi concittadini possiamo esprimere il nostro desiderio di far ripartire la Catania. L'intervento, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, originariamente previsto con fondi PNRR, successivamente garantito dal governo nazionale attraverso altre linee di finanziamento comunitario, ha rigenerato la piazza coniugando tradizione e modernità. Bella è bella, accogliente è accogliente, ma c'è un ma, ed arriva direttamente dalla gente. Speriamo che duri e che questo verde possa essere mantenuto e non trovare le bottiglie rotte come ogni mattina davanti ai negozi. La piazza è molto bella, effettivamente era da tempo che non si vedeva una cosa così meravigliosa, però speriamo che duri, perché io ho l'impressione che a giorni ne vedremo delle belle. Speriamo che i nostri intervistati vengano smentiti. Speriamo veramente che gli intervistati vengano smentiti, Luca. Allora, la troviamo ovviamente la piazza Turiferro, la prima pagina della Sicilia di Catania, un restyling che ridà decoro e sicurezza, molto meglio ovviamente le immagini di tutti i racconti. Devo dire, la piazza è molto bella, però oggi, diciamo, a proposito di piazze, a proposito di aperture, oggi inaugura la Fiera dei Morti al parcheggio Fontana Rossa, che è un appuntamento, diciamo, ormai consuetudinario, diciamo, di questo periodo. Comincerà appunto in questo parcheggio, devo dire, un po' fuori dal centro. Una volta questi eventi erano tutti in centro, adesso insomma sono stati delocalizzati, però sono serviti dai mezzi pubblici, quindi a partire dalle 10 di mattina, insomma, la fiera dei Morti è, se volete, di ritorno, visto che la strada è quella, si può passare anche a vedere la piazza Turiferro. Allora, adesso invece andiamo a Palermo per raccontarvi la storia di Antonina, una donna che è costretta a vivere in auto dopo essere stata sfrattata da casa. Con la pensione e reversibilità mi toccano 614 euro e se pago la casa non posso mangiare. Lei si chiama Antonina, ha 63 anni e da circa 2 mesi vive nella sua auto a Palermo. Non può pagare casa, è stata sfrattata e al momento non ci sono alternative, perché per essere accolta in un istituto o una REMS dovrebbe rinunciare al suo amato cagnolino. Una che non c'è mai passata a vivere questa situazione da incubo, cioè non ci avrei mai creduto. Una vita dignitosa la sua, poi la morte del marito ha stravolto tutto e allora la decisione di vivere in auto. Ed ecco qual è il momento peggiore della giornata. La sera, quando ci sono tutte le autoambulanze che passano di qua, che non riesce a dormire. Considerando anche il fatto che siamo alle porte del prossimo inverno e comunque non dovrebbe esistere nel 2025 una condizione di questo tipo. Per cui noi quello che chiediamo all'amministrazione comunale tutta, quindi da abitare sociale ai servizi sociali, chiediamo di lavorare per andare a modificare questa strettoia. Mio marito lavorava e io campavo benissimo, non mi mancava niente, la casa pagavo, tranquilla. Oggi signora, un'altra giornata che inizia, come la passerà, come la trascorrerà? Non lo so, tra poco vado a comprare qualche panino perché devo pure mangiare, sia io che Molly, e poi non so. Grazie al nostro Marco Gullà per averci raccontato questa storia e speriamo che si possa trovare una soluzione. Prima di tornare da Luca per completare la pagina regionale della rassegna stampa, vi diamo una notizia che riguarda la città di Agrigento. In 200 pagine, 11 criticità, la Corte dei Conti ha bocciato proprio la gestione di Agrigento, capitale della cultura, rilevata poca trasparenza nel rendiconto delle spese, progetti del dossier non completati e risultati concreti per la città non adeguati. Torniamo da Luca.
Allora, partiamo proprio da questa notizia, mi dà l'assist per guardare e leggere la prima pagina della Repubblica di Palermo, ovviamente dove è riportata questa notizia. È un caso, non ha portato turisti in più, bocciata Agrigento Capitale. Diciamo, questo è i flussi della notizia. I flussi sono stati in linea con gli anni precedenti, come se il riconoscimento nazionale non fosse passato dal capoluogo siciliano. La stroncatura arriva dalla Corte dei Conti, che ha respinto tutte le controdeduzioni presentate dalla Presidente del CDA, il prefetto Maria Teresa Cucinotta. Quindi insomma era diciamo nell'aria questa notizia, in effetti i risultati sono stati veramente mediocri. Restiamo sulla prima pagina della Repubblica, si riaccende la sfida al ponte, quindi qui siamo sulla Repubblica di Palermo, dopo lo stop della Corte il Partito Democratico attacca Schifani, dirottati 1,3 miliardi su un progetto slogan, il governatore attacca i magistrati contabili, quindi in linea con le posizioni del governo. La Sicilia in Sicilia già segnalata la loro ingerenza. C'è un'intervista anche all'ex sindaco di Palermo, oggi europarlamentare, Leoluco Orlando. Quei soldi dovrebbero essere, il riferimento è al 1,3 miliardi di euro, e il riferimento è appunto a questi. Quei soldi dovrebbero essere impiegati per siccità e strade. Festeggia 10 anni da vescovo Don Corrado Lorefice, vescovo di Palermo, originario di Modica. Insomma, qui c'è un racconto sulle pagine della Repubblica. E poi una questione che riguarda Palermo, che Repubblica sta seguendo ormai da giorni: vie invase da abiti e souvenir, arriva lo stop del comune perché dal centro del comune di Palermo cominciano a sparire i negozi con i brand di lusso che danno poi lustro appunto allo stesso centro storico. Restiamo sempre sull'argomento, anzi sul giornale, andiamo a ripercorrere l'argomento del ponte dal punto di vista siciliano. 1 miliardo scippato ad altre opere, questo è l'attacco diciamo delle opposizioni al governo Schifani. La CGIL chiede di destinare le somme al collegamento tra Modica e Gela. Adesso ognuno dice insomma come poter impiegare questi soldi che non verranno impiegati, almeno al momento, sul ponte. Vedremo cosa succederà. Insomma, la vicenda è sempre molto lunga e intricata. L'intervista a Leoluco Orlando, che troviamo sempre in pagina, e poi il corteo che diciamo scenderà in piazza, si prepara a scendere in piazza, di tutti coloro insomma che esultano a questo no. C'è chi esulta e chi trema nella Messina in bilico, perché come ricordiamo sono già stati avviati gli espropri, e quindi c'è chi teme appunto per la propria casa. Agrigento Capitale, eccola qua, non ha portato turisti, bocciata dalla Corte dei Conti, messa in pagina. Eccola qua, il prefetto Cucinotta aveva dato delle motivazioni, ma nessuna delle motivazioni addotte dalla Cucinotta lo scorso 7 ottobre, insomma, quando la Corte dei Conti aveva chiesto diciamo, le spiegazioni di tutto quello che stesse succedendo ad Agrigento. Non hanno pienamente convinto i giudici, che si sono riuniti in Camera di Consiglio, e non è un caso che nel pomeriggio il governatore Schifani abbia convocato la Cucinotta a Palazzo d'Orleans per una reprimenda. Quindi insomma era già a testimonianza insomma di queste parole, frasi scritte sul quotidiano della Repubblica, era già nell'aria il fallimento di Agrigento Capitale. Andiamo a vedere invece il commercio selvaggio nelle vie di Palermo, sempre dalla Repubblica di Palermo. Vietati gli espositori di abiti e souvenir nei negozi di via Macheda e Corso Vittorio Emanuele, una questione di decoro appunto, come dicevamo, per la mancanza ormai diciamo dei grandi brand nel centro. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Sicilia di Catania, l'apertura sempre dedicata al ponte, i magistrati rispettateci, quindi queste le parole insomma dai magistrati della Corte dei Conti. Il governo frena e studia la risposta. Ieri ha approvato anche la riforma della giustizia in Senato, il sì finale alle carriere separate. Ora partirà il referendum tra marzo e aprile, vedremo cosa succederà. Anche qui la scure della Corte dei Conti sulla capitale della cultura 2030,
2025, le criticità nella gestione dei fondi diventano fotonotizia in prima pagina sul giornale. Poi c'è una notizia che riguarda i fondi europei, alla Sicilia meno di 2 miliardi, siamo praticamente ultimi nella spesa europea, e quindi insomma questo diventa notizia. Poi tante notizie di cronaca, fuggì dagli abusi dell'ex, qui siamo a Noto, che restò con la figlioletta, è stata assolta la madre e poi viene curato dall'infermiere e muore. Agli eredi van 1 milione, una storia che arriva da Vittoria. Entriamo nelle pagine interne del quotidiano, vediamo sul ponte la posizione, eccola qua, di chi insomma vive diciamo, con questa spada di Damocle, la spada di Damocle solo sospesa, viviamo nell'incertezza. Ci sono alcune interviste a chi vive nella zona di Capopeloro, dove insomma dovrebbe sorgere il cantiere del ponte, e poi No Ponte festeggiano, grande manifestazione il 29 a Messina Basile. Serve che il sindaco di Messina, serve un approfondimento, si tratta di uno stop inatteso, quindi il sindaco era in questo caso pro ponte. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Palermo. Brand di lusso in centro storico e polemica, spaccatura tra le categorie, chi pensa alla perdita di identità della zona, altri vedono opportunità, quindi questa storia diventa in qualche modo motivo di commento. Sempre a Palermo, trasporto pubblico, retromarcia sui dirigenti dell'AMAP, revocati anche gli ultimi bandi, dopo la selezione per gli incarichi a tempo, stoppati anche gli avvisi definitivi, quindi questa è una notizia che riguarda appunto il trasporto pubblico a Palermo. E poi il tema del film Il Biagio Conte, fermato, poi rifinanziato, insomma dove e quando si girerà il film, se volete lo potete scoprire all'interno dei pezzi del giornale. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania, abbiamo visto già la Fiera dei Morti, qui c'è un approfondimento invece sul parcheggio Borsellino, che è il parcheggio che si trova sotto gli archi della Marina, quindi su quasi diciamo a Piazza Alcalá, ecco, per intenderci. Di giorno appena qualche problema con gli abusivi, ma la sera diventa zona franca, quindi anche qui tema sicurezza della città, il disagio di alcune guardie giurate, la situazione resta critica, resa critica anche da sporcizia, strisce sbiadite e danneggiamenti, quindi questo lo troverete. Poi tante notizie di cronaca che trovate in taglio alto, ecco, vedete qua le notizie da Catania e di spalla dalla provincia, eccole qua, le trovate tutte sulla prima pagina, insomma negli approfondimenti di Catania. Giornale Sicilia. Il ponte, il governo tira dritto, primi cantieri a febbraio, attese per le motivazioni del no, dalla Corte dei Conti, l'opposizione fermatevi, insomma lo abbiamo letto da tutte le pagine. E poi ultimo sia la riforma della giustizia, anche questa diciamo una notizia che troveremo più avanti, approfondiremo più avanti sulle pagine regionali. Liste d'attesa piene d'errori, la regione corre ai ripari, e qui siamo sulla sanità regionale, verifiche con gli esperti inviati negli ospedali e poi incontri con i manager. Questo delle liste di attesa, come sempre, è un tema importante che crea sempre scandali, diciamo, uno sull'altro. Vediamo velocemente la prima pagina della Gazzetta del Sud prima di chiudere la rassegna stampa. Il ponte ovviamente in primo piano con la riforma della giustizia. Di spalla, eccolo qua, in Sicilia gli investimenti dei fondi europei al rallentatore, dei 5,8 miliardi destinati all'isola sono stati spesi solo 234 milioni, quindi solo il 4%, questo è il dato aggiornato diciamo, dagli uffici che controllano le spese dei fondi FESR, e quindi la Sicilia resta ultima tra le regioni europee. È importante insomma anche questo aspetto economico. Te, Angelo. Grazie Luca. Adesso prima di fermarci vediamo qual è la situazione traffico in via Vincenzo Gioffrida. Qui siamo a Catania, come sempre a quest'ora chiaramente inevitabile, traffico sostenuto, ci sono grandi code in entrata ma anche in uscita della città. Da via Vincenzo Gioffrida adesso ci spostiamo, siamo sulla circonvallazione di Catania, traffico anche qui rallentato, le code in direzione Mister Bianco, ma mi pare di poter dire anche all'altezza proprio del Tondo Gioieni c'è un rallentamento, come vedete in alto a destra sui vostri teleschermi.
Adesso vediamo la situazione anche meteo, nel senso che in base alla nuvolosità possiamo capire qual è la situazione sull'Etna. A tutto schermo vediamo anche la neve proprio sul vulcano. Evidentemente la pioggia delle ultime ore ha portato anche ad alta quota la neve. Qui lo stiamo vedendo il vulcano da una prospettiva diciamo catanese. Adesso andiamo a Taormina, vediamo il vulcano e il golfo anche di Taormina, vulcano che è nascosto dalle nuvole, cielo anche oggi per quanto riguarda la città di Taormina che non è assolutamente, anzi tutt'altro che limpido. Ci dobbiamo fermare, una breve sosta, poi riprenderemo la lettura dei quotidiani, stavolta nazionale, con Luca Ciliberti. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, c'è un'ultima ora. La direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini ai 24 indagati per traffico di stupefacenti scoperto con l'inchiesta The Wall. Secondo gli investigatori, il capo e promotore dell'organizzazione è un avvocato di Gela. Il gruppo poteva contare sull'appoggio della famiglia mafiosa dei Rizzivillo e anche sulla disponibilità di armi. Torniamo allora alla lettura dei quotidiani, quelli nazionali. Luca. Eccoci qua, oltre al ponte ovviamente argomento di prima pagina la notizia della riforma della giustizia, notizia e riforma storica voluta da sempre da Silvio Berlusconi, insomma, che anche qui ritroveremo tra le notizie di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, giustizia sì alla riforma tra le liti, eccolo qua, giorno storico dice il Presidente del Consiglio, già aperta la battaglia del referendum, le opposizioni dice vogliono le mani libere, quindi l'attacco ovviamente al governo. Approvata la norma sulle separazioni delle carriere, nelle tensioni in aula esulta appunto la figlia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, che dice è la vittoria di mio padre da sempre. Infatti l'ex Presidente del Consiglio lottava appunto per la separazione, soprattutto per la separazione delle carriere. E poi l'altra notizia di politica internazionale, l'incontro tra Trump e Xi Jinping, la tregua con la Cina sui dazi, ora test nucleari, quindi si riapre, si riagita lo spettro del nucleare. Troviamo anche il ponte, il governo del ponte, daremo alla Corte tutte le risposte. E poi c'è una notizia che riguarda ancora il giallo di Garlasco, il papà di Sempio indagato per corruzione, avrebbe dato soldi all'ex procuratore per non indagare sul figlio, diciamo interessante insomma anche qui la lettura di questo caso. Andiamo a vedere la riforma della giustizia. Meloni, un traguardo storico, sempre siamo sulle pagine del Corriere della Sera, il referendum, dice il ministro della giustizia Carlo Nordio, sarà tra marzo e aprile, la vittoria di mio padre, lo dice appunto, abbiamo visto anche sui titoli, la figlia di Berlusconi, Marina Berlusconi. Il partito dei favorevoli, ecco chi è che dice sì, chi vuole la riforma della giustizia, da Bettini a Petruccioli, quei sì inaspettati che agitano il Nazareno, questi sono appunto i sì che arrivano dall'ala del centrosinistra. Invece al contrario il no del legale di Silvio Berlusconi che fa arrabbiare Forza Italia, quindi Carbone, insomma Ernesto Carbone ha detto no, ha votato no alla riforma della giustizia. Ma cosa prevede questa riforma? Appunto lo vediamo negli schemi che il Corriere mette in pagina, la separazione delle carriere, quindi giudice o PM, le strade sono separate, questa volta senza ripensamenti, quindi non si può tornare indietro, cambia il Consiglio Superiore della Magistratura, si sdoppia, i componenti saranno estratti a sorte, anche questa è diciamo, la norma chiamata anticorrenti. E poi procedimenti disciplinari per le toghe, a decidere sarà una nuova alta corte, anche qui un tema importante sul fatto che i giudici appunto non possono essere sanzionati almeno fino a questo momento. Poi andiamo avanti con la lettura dei quotidiani, le prime pagine, la Repubblica, la giustizia della destra, anche qui il tema sulla riforma della giustizia, e poi sul ponte l'irritazione del Quirinale frena il governo, risponderemo ai rilievi della Corte dei Conti, qui insomma c'è stato anche l'intervento del Presidente Mattarella. Vedete la foto, eccola qua con le bandiere di Forza Italia, è la foto di Silvio Berlusconi, il riferimento appunto alla giustizia, alla riforma della giustizia, grazie a Forza Italia una giustizia giusta.
quindi la piazza nostalgica del Cavaliere. Questa è la Repubblica, andiamo a vedere la Stampa sul ponte, l'apertura, Zaia gela Salvini, quindi scontro interno alla Lega, il governatore del Veneto, la Corte dei Conti fa il suo mestiere, quindi un rimprovero in qualche modo al segretario della Lega, e la Premier adesso chiede di abbassare i toni. Poi la riforma della giustizia. Un risultato storico, abbiamo visto le parole di Giorgia Meloni, e adesso aspetteremo il referendum. La Stampa, quotidiano di Torino, mette anche lo sport in prima pagina. Arriva Luciano Spalletti per la Champions, firma e sarà il nuovo tecnico della Juventus, l'ex tecnico della Nazionale, l'ex tecnico di Napoli, Roma, Zenit, San Pietroburgo, insomma, che adesso allenerà la Juventus. Appunto, la Stampa lo mette in prima pagina perché è quotidiano di Torino. Parola alle urne, quindi prende posizione anche il quotidiano Avvenire, parola alle urne sul referendum sulla giustizia, giudice e PM separati, 2 CSM approvati in via definitiva la riforma della giustizia, ma sarà battaglia al referendum, appunto. Per il ponte invece sullo stretto, dopo lo stop, il governo resta in attesa delle motivazioni. Questo è il quotidiano Avvenire. Andiamo a vedere ancora altri quotidiani, vediamo un po' di quotidiani che hanno un po' una lettura anche politica. Eccolo qua, il Giornale, giustizia è fatta, addio casta in toga, via libera alla riforma attesa da 30 anni. Sorteggi e separazione delle carriere, più garanzie per i cittadini, in primavera referendum, PD e Movimento 5 Stelle gridano invece alla dittatura. E poi le reazioni, come abbiamo visto, c'è Nordio, il ministro, che dice l'asse PM sinistra una catastrofe, quindi vedete, questa è diciamo, l'opinione del ministro della giustizia. E poi il governo insiste sul ponte, via nel 2026, queste sono le parole del ministro Matteo Salvini, che ha detto appunto che i cantieri comunque partiranno. Più critico invece il Fatto Quotidiano, la riforma del secolo cade nella piazza vuota, Meloni realizza il sogno di Gelli, Craxi e B sarebbe Berlusconi, carriere separate appunto nella magistratura. Passa la antitoghe, sì di Azione, Renziani astenuti, Nordio ha perplessità, il PD balbetta, lite con i 5 Stelle, flash mob di Forza Italia, deserto, insomma tutto diciamo messo in pochissime righe, il racconto di una giornata in realtà poi che è stata molto intensa anche nei contenuti. Il procuratore Gratteri, che in qualche modo è diciamo, manifestamente contro la riforma, vogliono oscurare il vero scopo della riforma, PM sotto controllo, falso obiettivo dello scontro, quindi diciamo, mettere la magistratura insomma, requirente sotto scacco diciamo, per evitare alcune indagini scomode, questa sarebbe la tesi di Gratteri. Il Libero, vince Giorgia, brinda Silvio, con questa vignetta in prima pagina, Silvio Berlusconi che festeggia alla maniera di Totti, vi ho purgato ancora, magistrati finalmente si cambia, dopo 30 anni di battaglie c'è il sì alla riforma della giustizia, la sinistra strilla, Meloni invece dice un fatto storico, l'Associazione Nazionale dei Magistrati contraria a qualsiasi proposta, ma ora c'è il referendum, vedremo cosa succederà, è molto probabile che questo referendum insomma, si trasformi in un referendum contro il governo. Avanti popolo, questo è il Tempo con la foto diciamo stilizzata ecco, dei miserabili, cioè la guida dei miserabili da parte dei tre, Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Avanti popolo, sì definitivo alla riforma della giustizia, questo è il Tempo. Andiamo a vedere altre prime pagine, questo è il Manifesto, l'opera del fantasma, perché ovviamente il riferimento è tutto a Silvio Berlusconi sulla riforma della giustizia. Sempre giornata storica, insomma il titolo e le parole che ricorrono su questa notizia. Anche qui il Manifesto mette bene in evidenza la tregua tra Stati Uniti e Cina con i test nucleari. Vediamola dal Corriere questa storia dei test nucleari, perché diventa davvero interessante, perché diciamo, si discute insomma, sulle terre rare, sui termini dell'accordo diciamo, commerciale, però dalla Repubblica anzi vediamo è tornato lo spettro della guerra fredda, perché l'atomica fa gola a tanti, quindi
quali sono stati gli ultimi esperimenti, qua sono tutti schematizzati con le date, gli ultimi negli anni 90, però potrebbero ritornare i test nucleari, significa testare delle armi molto, molto pericolose e quindi riarmarsi, diciamo, anche in maniera diciamo, inquietante per il futuro dell'umanità stessa. Quindi questo è il tema, diciamo, poi sotto traccia dell'accordo tra Xi Jinping e Trump. Ritorniamo sulle prime pagine, prima di chiudere questa rassegna stampa vediamo l'ultima pagina, La Verità, eccola qua, la vendetta della Corte dei Conti che sceglie di aprire ancora con il ponte, anzi con lo stop al ponte, e poi una foto che insomma fa veramente scandalo, il Duomo di Milano ridotto ad attaccapanni per migranti allo sbando. Qui il tema è ancora l'immigrazione clandestina e la sicurezza delle città. Questa è Milano, però queste immagini sono comuni a molte altre città. Vedere queste situazioni, se non nelle chiese, nei portoni delle chiese, sicuramente da altre parti della città, sono immagini ben conosciute dei grandi centri. A te la linea. Grazie Luca, adesso noi ci fermiamo ancora e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto, grazie per essere con noi, buongiorno, a Giorgio Parisotto, che è il Professional Business Manager di Exilo Lussottica Italia. Buongiorno, parliamo ovviamente della nostra tanto cara Vista, che probabilmente a cui non facciamo molta attenzione, perché siamo un po' trascurati, presi da tante cose. Sicuramente, diciamo che la vista sappiamo essere la funzione più importante per i nostri sensi. Oggi ricaviamo moltissime informazioni ed è molto sollecitata, quindi è chiaro che dobbiamo in qualche maniera fare attenzione e tenerla sempre efficiente, e questo in tutte le età naturalmente, perché sono fondamentali sia da bambino che in età più adulta. Dottore, io le faccio una domanda, perché noi abbiamo oggi molte sollecitazioni che arrivano, ahimè, da strumenti quotidiani che sono insieme a noi dalla mattina quando ci svegliamo, forse anche prima, a quando andiamo a letto e dopo. E quanto incidono tutti questi, diciamo, apparati, strumenti, possono essere tablet, telefonini, computer, sulla qualità della vista? Allora, sicuramente ormai questi dispositivi fanno parte integrale della nostra vita, perché li usiamo sia per lavoro, una volta usavamo il PC per lavorare, ma in realtà oggi siamo totalmente connessi tutto l'arco della giornata. Dividerei un po' le cose in funzione dell'età. Ad esempio, sappiamo che anche per i bambini molto spesso il device digitale viene utilizzato quasi da babysitter, e qui è un punto fondamentale, cioè l'utilizzo dei device con i bambini va a sollecitare moltissimo la vista e può anche stimolare, ormai si è visto, un concetto di inizio della miopia, che sappiamo essere uno dei difetti che impedisce la visione chiara da lontano. Quindi nei bambini sicuramente le indicazioni sono quelle di ridurre l'utilizzo dei device, magari farli andare all'esterno, quindi fortunatamente in Sicilia c'è sempre un bel sole, dobbiamo approfittarne di questo perché è una forma di prevenzione sulla miopia. Quindi i bambini ridurre il tempo, gli adulti utilizzare anche delle particolarità, cioè fare attenzione anche all'ergonomia, cioè come posizionarsi davanti ai device, come utilizzare le distanze, non essere molto vicini, e tutto ciò anche correlato a un concetto di attenzione alla vista. Cioè gli difetti della vista possono logicamente essere parzialmente anche indotti da questo utilizzo, ma anche possiamo avere degli affaticamenti, quindi nuovamente il controllo, la prevenzione diventa fondamentale. E quali sono i segnali che in qualche modo ci mettono in allerta, ci devono mettere in allerta? Beh, diciamo che innanzitutto la vista va controllata, quindi da un professionista, dal medico oculista, e i segnali possono essere la visione offuscata a distanza, quindi il bambino che non percepisce chiaramente la lavagna, l'adulto che fa fatica mentre legge il giornale, e qui l'età magari logicamente diventa importante perché dopo i 45 anni inizia la presbiopia. L'affaticamento, cioè non è normale affaticarsi per un giovane mentre studia, mentre legge, mentre utilizza i device. Tutti i segni che vanno verificati. Abbiamo una fortuna in Italia. Fortunatamente i bambini vengono controllati da piccoli, ad esempio dal pediatra di famiglia, che va logicamente a controllare la vista ed evitare che ci siano delle problematiche patologiche magari. Quindi un primo screening è il pediatra. Poi entriamo ai
la scuola, e in Italia i bambini generalmente fanno un controllo a 6 anni. Oggi sarebbe il caso di farlo anche prima, perché la miopia può iniziare anche prima. Allora, proprio di prevenzione parliamo di prevenzione nei bambini e negli adolescenti, legato proprio al rischio della miopia precoce. Sì, ormai i dati sono molto chiari. Uno studio che è uscito nel 2016 su Ophthalmology, una rivista molto importante, ci ha indicato che nel 2050 metà della popolazione sarà miope. E una percentuale molto elevata di queste miopie saranno miopie elevate, appunto, che possono dare anche dei rischi di patologia in età adulta. Quindi oggi cosa possiamo fare? Innanzitutto, di nuovo, ripeto molte volte, prevenzione, analisi dall'oculista. Ma oggi abbiamo la possibilità addirittura di poter rallentare la progressione della miopia nei giovani. Grazie. Questa è una cosa bellissima. Assolutamente, perché chi ci ascolta, magari che è diventato miope qualche anno fa, ha provato questa esperienza di dover cambiare ogni anno la gradazione, peggiorare, aumentare la miopia. Bene, oggi abbiamo delle tecnologie su lenti oftalmiche, su lenti a contatto, il medico con dei trattamenti farmacologici, di poter rallentare la progressione. Questo per evitare che questo 2050 le miopie ci siano di grado elevato. Allora, questo per i bambini cominciare da subito. Subito. Per le persone adulte, per tutti noi, come facciamo a contrastare quello che diceva prima lei? Qualche anno fa ci si è accorto magari che cominciamo a vedere qualche piccolo disturbo. E lì diventa un altro gate, un altro punto fondamentale, intorno ai 40-45 anni. Lì inizia una fase che è quella della presbiopia, è il difetto della vista che ci impedisce di vedere nitido da vicino. Questo difetto della vista è ampiamente democratico. Nessuno può evitarlo, quindi sappiamo che lì dobbiamo fare un controllo, anche perché a quell'età comunque possono subentrare anche diversi ambiti patologici, quindi il medico oculista andrà a verificare sia la visione ma anche la salute oculare. Cosa possiamo fare dopo? Innanzitutto magari evitare di far da sé, evitare di andare a comprare quegli occhiali pronti che troviamo un po' dappertutto, perché sono occhiali che hanno un sistema ingrandente e basta. Ma ci sono tecnologie come quelle che indosso io oggi, lenti che possono permettermi di vedere benissimo lei, benissimo lo studio, ma anche poter, se ho necessità di leggere bene da vicino. Sono bifocali? Come sono? No, sono le famose lenti progressive o multifocali. Quelle che oggi ci permettono veramente di correggere perfettamente la visione a tutte le distanze, tablet, computer, lontano, guidare una macchina. Immaginiamo soltanto, e pensiamo alle nostre automobili oggi, che hanno dei display molto ampi in cui dobbiamo ricavare informazioni. Avere la giusta correzione ci rende molto efficienti e sicuri sulla strada. Io le volevo fare una domanda. Essilor Lussottica, che è l'azienda che lei oggi rappresenta, investe tantissimo in innovazione. Quali sono le soluzioni tecnologiche più avanzate per la correzione? Lei ci ha fatto un esempio, per la protezione, diciamo, e la correzione della vista. Ma diciamo che in riferimento alla miopia, l'ho accennato prima, una lente che è capace di rallentare la progressione della miopia tramite una tecnologia che noi chiamiamo tecnicamente defocus periferico, ma evito la parte così strettamente tecnologica, ma ci permette oggi di ingannare, mi permetto di usare questo termine, la retina e fare in modo che il bulbo oculare non si allunghi, quindi mantenere la correzione della miopia o perlomeno rallentarne la progressione. Quindi questa è la tecnologia per i giovani miopi. Passiamo un po' in età un po' più adulta, giovani adolescenti o giovani adulti, oggi utilizziamo molto i device, quindi tecnologie che sono capaci di proteggere la visione e aiutare la visione anche nella parte prossimale, quindi aiutarci nell'utilizzo della visione da vicino. Scaliamo ancora un po', diventiamo più adulti, lenti progressive. Oggi la tecnologia, e qui parlo di un concetto che oggi è molto inflazionato, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale applicata alla progettazione ci permette addirittura di simulare, utilizzare quello che tecnicamente è il digital twin, il gemello digitale di un individuo, e prima della progettazione dare il giusto progettazione ottica alla lente per fare in modo che le persone possano adattarsi in tempi estremamente veloci. E non dimentico la protezione dai raggi ultravioletti, lenti intelligenti alla luce, capace di cambiare il colore e proteggerci dai raggi ultravioletti, della famosa luce blu-viola. E poi andrei su un'altra parte di innovazione molto forte, quelli che si chiamano gli smart glasses, i device anche elettronici. Oggi abbiamo la possibilità di coniugare il senso della vista e dell'udito in un occhiale che possa aiutare coloro che hanno ipoacusie lieve o moderate,
essere in una stanza molto grande e poter dirigere il nostro sguardo e percepire esattamente le parole delle persone. Oppure andare in piazza Catania, osservare il nostro occhiale l'obelisco con l'elefante, non sapere cos'è e chiedere al nostro occhiale che ci dica cos'è quell'obelisco progettato dal Vaccarini e in che epoca è stato costruito. Siamo già nel futuro. Siamo nel presente. Siamo nel presente. E il futuro direi che ci sono cose decisamente molto più innovative di queste. Per quello che ci sta dicendo, che ci sta raccontando, quello che mi viene in mente è che ormai non c'è più un occhiale per tutti, ma c'è l'occhiale personalizzato, possiamo dire così? Assolutamente sì. Concordo totalmente. Cioè si fa un occhiale su misura per la persona. Oggi, rispetto a quello che può essere l'immaginario della famosa ricetta in cui abbiamo dei numeri che esprimono il nostro difetto della vista, da quei numeri rispetto alla montatura, rispetto alle lenti, possiamo totalmente personalizzare per lei che fa questo lavoro, di queste esigenze, per la persona che sta sul camion tutto il giorno, che ha esigenze completamente diverse, per qualsiasi tipologia di richiesta visiva possiamo personalizzare totalmente la lente. E qui ritorniamo un po' a quel digital twin, quella replica digitale. Torno invece io sulla prevenzione, perché la prevenzione è importante. Forse manca nel nostro paese la cultura della prevenzione della vista. Ma la vista è un bene acquisito, no? Quindi sembra che finché non c'è un problema non sia da considerare. In realtà, come altre parti del nostro corpo, andrebbe controllato di frequente. Quindi quello che abbiamo detto, il momento di entrata, i 3 anni, i 6 anni per la scuola, l'età adulta in cui inizia la presbiopia, sono sicuramente i punti fondamentali da sempre controllare. Però c'è anche la parte intermedia, quindi verificarne l'efficienza e la salute è un dovere che dobbiamo porre con i nostri occhi. E su questo cerchiamo anche noi di poter comunicare al pubblico, perché l'informazione diventa fondamentale oggi, raccontare queste cose, far non percepire la vista come un bene acquisito che rimane tale per tutta la vita. Ne abbiamo già parlato di futuro, però ci vorrei tornare di nuovo, perché da qui a qualche anno, forse qualche mese, perché la tecnologia va avanti in maniera impressionante, ci regalerà altre novità, lei ci faceva prima l'esempio degli occhiali a cui ci possiamo rivolgere. Sì. Quanto tempo, in quanto tempo si avvererà questo, o è già possibile No, fare? questo è già oggi, esiste già quindi, oggi. Insomma, il prossimo passo qual è? Ma il prossimo passo sicuramente sarà aiutare con la tecnologia a essere molto più efficienti come esseri umani. Quindi questo è il concetto, poter utilizzare la tecnologia per poter vedere meglio, utilizzare meglio le nostre informazioni, essere efficienti in tutte le condizioni della nostra vita. E questo, coniugare appunto la tecnologia delle lenti, che come diceva giustamente lei, oggi è personalizzata. Non esiste E più. l'intelligenza artificiale, prima lei ha fatto riferimento, in tutto questo quanto è importante? È importante capire che l'intelligenza artificiale non sono semplicemente 2 parole. Sotto l'intelligenza artificiale c'è molto. Quindi quello che dobbiamo capire è che c'è una tecnologia, ad esempio l'ho citata prima, oggi possiamo creare una replica digitale di un essere umano. Questa non è una novità, è una cosa che viene applicata in medicina. Probabilmente tra qualche anno tutti i nostri medici di riferimento avranno il nostro digital twin nel loro computer, ma oggi riusciamo proprio a capire, ad esempio, i movimenti oculari, capire la posizione della testa durante la lettura, la distanza di lettura. Tutte queste implicazioni vengono, ad esempio, inserite all'interno della tecnologia per una lente progressiva moderna. E quindi la stessa gradazione, se io e lei potessimo avere la stessa gradazione, però possiamo avere movimenti oculari diversi. E quindi le 2 lenti saranno diverse, una per me e una per lei. Grazie, è stato davvero, posso utilizzare un termine illuminante questa mattina? Mi piace, per me, mi piace. Per me è davvero illuminante. Illuminiamoci con la protezione comunque. Con la protezione, che è importante. Grazie al dottore Giorgio Parisotto, che è Professional Business Manager di Essero Lussottica Italia. Buon lavoro e grazie per tutto quello che fate per tutti noi, per la nostra tanto cara vista. Grazie a voi. Ci dobbiamo fermare, fra poco parleremo d'altro, ahimè parleremo di incidenti sul lavoro, una piaga senza fine. Fra pochissimo.
Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Venerdì si attenuano gli effetti della perturbazione sull'Italia, avremo però ancora molte nubi quasi ovunque, qualche residuo piovasco, specie sui settori tirrenici e al sud. Coinvolta anche la Sicilia con delle piogge che insistono soprattutto nella prima parte del giorno sui settori tirrenici, ma localmente anche tra Trapanese, Agrigentino e sul Catanese. Più asciutto invece sui settori meridionali con schiarite più ampie. Clima sempre molto mite, temperature diurne intorno ai 22-24 gradi su gran parte delle località. Poi nel weekend avremo ancora un po' di nuvolosità irregolare, specialmente sabato, che potrà dar luogo anche a qualche locale piovasco, in particolare sui settori interni. Non mancheranno comunque delle belle ampie schiarite, specialmente lungo le zone costiere. Ventilazione più debole, con il mare generalmente poco mosso. Le temperature si mantengono stazionarie anche sabato, con valori ancora molto miti. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. E a proposito di meteo, bentornati a Buongiorno Sicilia. Diciamo che il maltempo che si è abbattuto la scorsa notte nel Siracusano ha reso impraticabile l'autostrada Siracusa-Catania nella zona a ridosso dello svincolo sud di Priolo. Disagi anche in altre zone, tra i comuni maggiormente colpiti Augusta, il lungomare di Rosolini, sono fermati degli allagamenti lungomare Rossini, formando anche diciamo impraticabile la strada. Sono formate delle pozzanghere piuttosto diciamo ampie. E allora adesso do il benvenuto, buongiorno, con noi a Enza Meli, che è il segretario della UIL di Catania. Parliamo di quello che è davvero un tormento, una sorta di tragedia senza fine, che sono gli incidenti, ahimè, spesso mortali sul lavoro. E la nostra regione, la Sicilia in particolare, e anche la città di Catania, hanno numeri che sono, non dico preoccupanti, più che preoccupanti. Veramente è una tragedia, si muore più sul lavoro che per mafia. Stiamo parlando, già siamo a 15 incidenti mortali in Sicilia e abbiamo denunciato quest'anno da gennaio ad agosto 4.974 incidenti sul lavoro non mortali. Pensi questo numero che va almeno triplicato, perché ci sono gli incidenti che non vanno denunciati perché il datore di lavoro dice sorpassiamo, eccetera, eccetera, il lavoro nero. Quindi immaginiamo quante persone rischiano la vita ogni giorno. Allora, il governo in questo senso nei giorni scorsi ha varato un provvedimento che è un decreto con 18 articoli che punta ovviamente sì, a migliorare la sicurezza, ma anche ad altro, perché ci sono dei provvedimenti che riguardano anche l'incremento degli ispettori, che è un altro tema questo, gli ispettori che possono controllare cosa succede nei cantieri. Ma bastano le norme perché si possano bloccare gli incidenti sul lavoro? Oppure accanto alla norma ricordiamo che c'è stato un finanziamento di 900 milioni. Anche questo, bastano questi 900 milioni? Guardi, intanto è un inizio, quindi accettiamo di buon grado quello che è stato fatto in manovra, però vanno fatte altre cose. Quindi sì, va bene, che gli posso dire, le borse di studio per i figli delle vittime di violenza è un'idea buona, sono sempre nostre proposte. Va bene aumentare gli ispettori del lavoro, però come sappiamo in Sicilia dipendono dalla regione siciliana, quindi vorrei vederli per davvero questi ispettori, perché non è possibile fare ispezioni, perché l'anno scorso eravamo a 3, quest'anno credo che qualcuno sia andato in pensione, siamo a 2 ispettori, quindi stiamo parlando di... Mi sembra un numero irrisorio. No, stiamo parlando di barzellette, perché l'ufficio deve andare avanti, perché non fa solo quel lavoro. Poi bisogna aumentare il numero, mi pare, rafforzato il numero dei carabinieri per la tutela del lavoro, e va bene. Quell'assicurazione sui ragazzi che fanno percorso lavoro, va bene lo stesso. La cosa che manca, che secondo me è l'essenziale, è quello che noi chiediamo da anni, da 5 anni, perché voglio dirlo a gran voce, il nostro leader Pierpaolo Bombardieri ha lanciato la campagna Zero Morti sul Lavoro, a cui gli altri sindacati hanno aderito in fase successiva, quindi è una battaglia che facciamo insieme, reato omicidio sul lavoro. Quello sarebbe veramente il top. E l'altra cosa, che è un controsenso fare finanziamenti quando approviamo i subappalti, il ribasso
senza confini, barbari. Quindi questo è. Quando noi facciamo le gare al ribasso, cosa significa? Significa che incentiviamo chi alla fine deve fare i lavori a risparmiare su qualcosa, e mi creda, si risparmia sempre sulla sicurezza, e la sicurezza non è altro che la vita degli altri, la vita di chi ci sta accanto, che può essere anche la nostra, perché usciamo la mattina e non rientriamo la sera. Non tocca sempre agli altri, a volte tocca anche a noi. Senta, io le volevo fare anche una osservazione su questo badge digitale che viene introdotto. Quanto è utile, se è utile e a che cosa può servire? Guardi, sono delle iniziative buone. Il badge può servire perché io timbro, come timbro in ufficio prima di entrare, non si timbra in edilizia o sui campi dove avvengono le tragedie, molte volte anche nelle industrie, però le tragedie avvengono sui campi e le abbiamo visti, e in edilizia, perché molte cadute sono dall'alto e si muore, quindi il badge è una cosa anche per dire io ci sono, io sto lavorando, quindi dovrebbe far emergere gli irregolari. Però il problema è sempre questo, i controlli, perché il badge che mi assicura che l'azienda lo metta, cioè, i controlli serali, quindi sono delle cose che vanno di pari passo, però se noi vogliamo colpire per davvero questa piaga dobbiamo andare avanti e istituire il reato di omicidio sul lavoro, perché lì io credo che ognuno di noi, come rischia con la propria vita di non avere una vita una volta che uno finisce in carcere, io credo che le misure vadano prese in questo senso. Diciamo che allora bisogna trasformare in qualche modo quello che è l'obbligo in una sorta di investimento per tutti noi. È così. Cioè, il concetto fondamentale che viene fuori è questo. Perché cioè, non è soltanto obbligo rispettare quelle che sono le norme, ma rispetto alle norme significa faccio un investimento per la mia azienda, per i miei lavoratori, per la mia famiglia, per me stesso anche. Senza pensare che tutto quello che entra è mio, perché tutto quello che entra non è mio, ma è frutto del lavoro anche degli altri. Ecco. Mi scusi. No, ma sono delle riflessioni che vengono. C'è poi tornando al decreto, si parla anche degli studenti, perché l'alternanza scuola-lavoro di recente a me ha provocato anche tragedie con dei giovanissimi, con dei ragazzi, con dei ragazzini davvero, diciottenni che facevano la pratica, andavano in queste aziende. C'è quindi questo aspetto che impedisce intanto di fare questa scuola lavoro in aziende a rischio, cioè dove è veramente rischioso mettere diciamo, i ragazzi a contatto con macchinari, con magari, che ne so, salire in alto, non si va in alto, quindi hanno pensato anche i giovanissimi con questo decreto. Ma è frutto veramente del lavoro e delle proposte sindacali, ecco perché le accogliamo in maniera favorevole. È chiaro che questi ragazzi non possono assolutamente essere adibiti a lavori rischiosi e in ogni caso c'è l'assicurazione per il percorso studi che li tutela al 100%, quindi è una forma di garanzia, perché sono stati catapultati in un mondo di lavoro pericoloso, sempre lì, a sbafo della vita degli altri, cioè veramente viviamo in un mondo orribile, mi creda, dove si sono persi un sacco di valore, il valore primario è la vita. Guardi, su questo mi trovo pienamente d'accordo, anche perché, e torniamo poi anche alla cronaca, ai fatti che succedono, perché è impensabile che una persona, chiunque, esca di casa per andare a lavorare e poi non ritorni dai propri cari. E non mancherà soltanto l'affetto di questa persona, ma mancherà tantissimo, mancherà anche il sostegno economico spesso che questa persona garantiva alla moglie, ai figli, alla mamma, a tutti quelli che stavano e vivevano assieme a lui. Quando muore un lavoratore io dico che muore l'intera famiglia, perché siamo tutti genitori, abbiamo tutta una famiglia e quando muore qualcuno muore un pezzo di cuore, quindi a parte poi le tragedie economiche che ci sono, perché a parte il mancare col cuore cosa manca? Cioè, a parte il supporto morale, affettivo, economico, muore veramente tutta la famiglia e queste famiglie sono abbandonate, quindi anche qua noi chiediamo il patrocinio gratuito per le vittime, per le famiglie delle vittime che restano, perché restano in un mare di guai. Guardi, qualche giorno fa la UIL con il nostro leader Bombardiere ha lanciato una campagna che è solo in fase sperimentale, solo nel Lazio si sta facendo, intanto con un intervento appena si sa
io mi auguro che non succeda mai, c'è una vittima di lavoro, non interessa se è iscritta al sindacato o non è iscritta, a qualsiasi sigla, appena noi lo sappiamo abbiamo un accordo con la Fondazione Roma e vengono dati 10.000 euro, diciamo per le spese più immediate, perché nessuno può essere seppellito senza soldi, ed è una bella iniziativa, un'iniziativa che mi piacerebbe portassimo anche noi in Sicilia, quindi faccio appello agli enti, alle società private, a chiunque si senta, noi ci siamo, offriamo sempre il supporto ai familiari delle vittime, siamo sempre in prima linea, ecco, ci occupiamo di quello che si dovrebbe fare prima per evitare il dopo, quindi vorrei che si risvegliassero un poco di cuori e un poco di umanità e pensare che il lavoro degli altri è utile a tutti, perché se tutti troviamo il pasto a tavola, al ristorante, perché qualcuno è andato nei campi, se troviamo gli alberghi è per qualcuno li ha costruiti, cioè, è un giro, ognuno di noi ha bisogno degli altri, quindi perché non occuparci a 360 gradi di tutti, il benessere di uno è il benessere di tutti. E allora su queste riflessioni ci fermiamo, perché il tema sugli incidenti e sulle morti sul lavoro è un tema è definito spesso da noi che facciamo questo lavoro ogni giorno una sorta di bollettino di guerra. Vero. Perché ogni giorno ci ritroviamo con un incidente più o meno grave, spesso ci sono poi le tragedie che finiscono con la morte di un lavoratore o di più lavoratori. Allora l'appello che lanciamo anche noi da Buongiorno Sicilia è che al più presto, assieme a questo decreto, ci possono essere anche altre iniziative, altri provvedimenti, perché non ci siano più incidenti o comunque insomma si faccia di tutto per evitare che ci siano gli incidenti. Grazie. Grazie a voi. Per essere stata con noi Enza Meri questa mattina, il segretario Will di Catania. C'è una breve sosta per noi, vedo già in collegamento la nostra Veronica Barbarino, andremo adesso a Ragusa, parleremo di altro, ma lo scopriremo fra pochissimo. Restate insieme a noi. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo di una tradizione del ragusano, di Scicli per essere precisi, che è quella del pane che si chiama Armisanti, che serve per commemorare, è una tradizione per commemorare i defunti. Buongiorno alla nostra Veronica Barbarino, insieme a lei c'è anche Barbara Conti che è una food blogger. Buongiorno a voi due, buongiorno, buongiorno. Sì, siamo qua con Barbara Conti, food blogger e lady chef. E la sua peculiarità è quella di unire le ricette al territorio e va alla ricerca di tutta quella cucina tipica siciliana, anche a volte dimenticata. E oggi infatti ci racconta di questo Armisanti, questo pane votivo tipico sciclitano, e adesso ce lo spiega meglio e ce lo prepara anche. Buongiorno, sì, io vado a caccia di quelle che sono le tradizioni, le ricette tramandate oralmente. Questa è una ricetta di nonna Carmelina ed è l'Armisanti, non armi, arme. Arme significa anime in siciliano, quindi è il pane che si fa per gli istanti tra l'1 e il 2 novembre per commemorare i defunti. Si regalava sicuramente una volta ai bambini e anche alle donne vedove e alle famiglie in difficoltà. È un pane tipico, ragusano a pasta dura, che si fa con la farina, più che altro oserei dire semola, che io in questo caso sto cirniendo. Certo. Significa sto filtrando per evitare di togliere le impurità. Si tacciano. Fatto questo faccio la tipica fontanella e verso dell'acqua a temperatura ambiente, acqua semplice, e comincio a lavorare questo pane che si iniziava a fare già dalla fine di ottobre, proprio per regalarlo alle famiglie durante la panificazione che si faceva abitualmente il sabato per il fabbisogno della famiglia. E poi si confezionava in questi piccoli pani che in realtà ricordano un abbraccio, quasi un cuore, e da qui il nome Armisanti. In realtà si fa anche, si diceva, durante la festa di San Guglielmo, che è il protettore di Scicli, insieme alla Madonna delle Milizie, copatrone. Quindi io sto facendovi vedere proprio l'impasto. Ho preso la semola, l'ho fatta arieggiare e sto versando dell'acqua a temperatura ambiente, facendo proprio questo gesto simbolico, no? Le nostre nonne, le nostre mamme, chissà quante volte hanno fatto, quello di incorporare prima l'acqua e la semola. E il lievito adesso a un certo punto io farò un'altra fontanella e comincio a mettere il lievito, perché la semola
il pane a pastadura, tipico ragusano, è fatto con la semola e l'impasto è molto duro. Io metto sicuramente semola, l'acqua e lievito, ma qualcuno a casa potrebbe anche mettere della farina 00 per farlo venire un attimo più morbido. Non si fa, però si sa che ultimamente, no, le mode vengono un attimo prese di punta, insomma, poi ognuno a casa fa quello che crede. Però fatta questa operazione, a un certo punto cosa succede? Io metto il sale, sì, anche metto il sale lontano dal lievito e continuo ad impastare. Guardate, accarezzo il pane, raccolgo la farina e comincio proprio a mettere tutto insieme i greli. L'acqua ovviamente va aggiunta poco alla volta, fa bisogno, Io lo faccio poco alla volta perché la velocità dei grani antichi è semplicemente diversa da quella della farina. Vediamo che il panetto è diventato liscissimo. Sì, abbiamo già il nostro panetto pronto. Guardate, ce l'ho qui con il segno della croce. Mia nonna mi ha insegnato che quando si metteva a lievitare si faceva il segno della croce. Quando la croce si allargava il panetto era pronto. Quindi una sorta di benedizione. Una sorta di benedizione. Una cartina tornasole. Sì, volendo anche questo. Faccio un attimo di spazio e poi si mette a lievitare, giusto? Sì, io l'ho messo qui in un canovaccio, ho messo il mio panetto che adesso tiro fuori perché già è lievitato e vi faccio vedere come si fa questo abbraccio. Vado a prendere il mio panetto, lo divido a metà e comincio un attimo a lavorarlo facendo in modo, pulisco le mani, facendo in modo di ottenere un pasticciotto né di più né di meno. Guardate, non metto farina perché comunque l'umidità è perfetta oggi, dopo questa nottata di pioggia si lavora anche molto bene e continuo a fare questa operazione, no? Lo stendo finché non ottengo, diciamo che da 800 grammi di semola, 450 ml di acqua, 18 grammi al massimo di sale, poi ovviamente ognuno fa a modo suo, e ottengo almeno 4 panetti, di cui 4 piccoli pani. Quanto dura questo pane? Allora, sicuramente anticamente si metteva in lievito madre e durava anche una settimana, anche perché c'è poca acqua. 3-4 giorni va benissimo, quindi in realtà si preparava tra l'1 e il 2 perché si sa, i bambini siciliani aspettavano questa nottata per ricevere i regali, quindi oltre alla frutta secca, oltre alla marmellata di melocotone si trovavano anche questi piccoli pani. Allora, io ho steso questo, a un certo punto, fate finta che sia steso bene, lavorato perfettamente, faccio una sorta di V. Ecco, bisogna fare adesso la forma dell'abbraccio. Adesso facciamo la forma dell'abbraccio, facciamo una sorta di V, lo mettiamo così e facciamo il classico abbraccio, così. Che poi gli fai anche le ditine. Che poi a un certo punto diventeranno delle dita. Io faccio dei piccoli intagli con la punta del coltello, guardate qui, da una parte e dall'altra, e poi lo vado a ricamare. Ecco, ricamare che significa? Allora, ricamare in realtà faccio degli intagli che mi aiuteranno anche in favore di forno a far sì che il pane si allarghi, anche se questo pane in realtà che abbiamo già pronto, perché poi io lo metterò a lievitare, vi faccio vedere già pronto. Guardate, non cambia moltissimo perché rimane la forma è simile ma rimane quasi uguale. Lo metto a lievitare la prima volta il panetto a 2 ore, dopo 2 ore lo rimpasto, faccio il salsicciotto, faccio questo abbraccio e lo rimetto ancora 2 ore a lievitare, dopodiché vado in forno ventilato a 200 gradi, lo lascio lì per 20 minuti, 25 e questo è pronto. Il risultato: armi santi, il pane votivo di Scicli. Bene, benissimo. Questo quindi la mattina, poi lo si ritrova a tavola alle 2. Esatto, questo i bambini lo trovano insieme ai giocattoli, lo trovano insieme alla frutta secca e alla classica marmellata di melocotone. Ovviamente oggigiorno troviamo anche i giocattoli insieme al pane. Non vogliamo spezzare, vedere guardate che cucino, mi spiace che non si possa sentire, però lo spezzo, guardate, è ben alveolato, senti?
E soprattutto infatti è bello. È bello, sì, guardate, è pasta dura. È il pane tipico che noi chiamiamo il pane in casa, pane tipico al pasta dura con bassa idratazione e lievito madre. Io oggi per fare prima ho utilizzato il lievito di villa fresco, sciolto nell'acqua direttamente e un pizzico di sale. Veronica, grazie davvero per questo omaggio che ci avete fatto. Qui in studio qualcuno reclama di averlo dalle nostre parti, quindi magari fatecelo avere, perché in regia dicono ma non si può avere un po'. Grazie davvero alla nostra Veronica Barbarino, con lei anche Barbara Conti, food blogger. Grazie davvero, buona giornata. E adesso vediamo cosa ci dicono le stelle per il fine settimana con il nostro Marco Amato. Marco, ci sei, ti vedo. Allora, buongiorno. Dico, stamattina sei organizzato benissimo, la tazza del caffè anche, però poi vedo una zucca, che cos'è? Insomma, una zucca grande, una più piccola e una un po' più a forma di pera, grosso modo. Siamo in tema di Halloween, no? Esatto. È l'omaggio a Jack O'Lantern, ovvero il simbolo proprio di Halloween. Io amo molto questa tradizione perché, come più volte ho raccontato, è una tradizione che affonda le sue origini nell'Irlanda, per cui le anime che riescono a salutare i vivi in questa weekend, in questa notte che assottiglia le barriere tra i vivi e i morti, a volte non trovano rifugio, per cui nelle zucche si cercava di mettere una lanternina per dare rifugio a quelle anime. In realtà anche nella tradizione siciliana le zucche venivano ritirate e messe in casa in grande quantità prima della prima gelata, in modo tale da non farle marcire. Per cui la tradizione della zucca in realtà è trasversale un po' a tutta l'Europa. Poi gli americani ne hanno fatto un simbolo di una loro festa che viene molto più sentita. Halloween è questo, per noi è e sarà sempre la festa dei morti. Allora, in questo weekend cosa succede? Una luna imprevedibile in Acquario oggi. Tutto il weekend sarà poi più dolcemente in Pesci. La Luna oggi però forma degli aspetti con Marte, Mercurio e Urano un po' problematici, perché è una Luna un po' intrattabile, che dice troppo, per cui bisogna essere un pochino più diplomatici. Vediamo i segni zodiacali come se la cavano. Dunque, per l'Ariete è una Luna amica, proprio perché parla di gioco di squadra, di amici, di comunità, per cui gli Ariete questo weekend capitaneranno un po' gli amici, ma poi domenica anche i sentimenti, che saranno sempre più emotivi e empatici. Il Toro invece è un po' infastidito oggi da una luna che non vede l'ora di finire gli impegni lavorativi per darsi un pochino più agli impegni affettivi. Il Toro è un segno di Venere, è naturale. Gemelli, per voi oggi la luna è foriera di tanti nuovi input, di tante nuove informazioni, qualcosa vi disturba, non siete del tutto sereni, troverete la dolcezza che non ho e la comprensione che non so. Cancro, per voi invece un weekend fatto di sogni, immagini e suggestioni. Tutte le feste, tutto quello che ha a che fare con l'immaginifico è qualcosa che appartiene al Cancro, dolcemente coccolati in amore, questa volta molto ben compensati questo weekend. Leone, luna d'opposizione oggi, perché oggi infastiditissimi, mentre invece il weekend scorre con la luna in Pesci, per cui una luna che non vi dà problemi a livello affettivo, anzi risveglia la passione. Vergine, oggi va bene perché concluderete bene tutta una serie di faccende lavorative. La luna però sarà in Pesci, quindi in opposizione. Il weekend è un po' emotivo, un po' problematico a livello affettivo. Bilancia, per voi ottimo oggi perché proprio siete più veloci, andate verso soluzioni più drastiche. Quando la luna però domenica sarà in Pesci, sarete un po' più emotivi, avrete voglia di fuggire. Scorpione,
Per voi oggi la Luna è urticante, proprio perché la quadratura con Marte nel vostro segno zodiacale vi rende irritabili, ma assisterete a tutta una serie di cambiamenti intorno a voi importanti e utili. Sagittario, per voi oggi la Luna è molto piacevole, proprio perché è una Luna che istiga comunicazione, e Mercurio è da voi, quindi non avete da fare altro che socializzare. Capricorno, Luna romantica per voi, Luna amorevole, una rarità. Capricorno più dolce, Capricorno innamorato. Acquario, innamorarvi per voi è un pochino più complicato, ma sicuramente oggi le magie del cielo vi stupiranno, anche se sarete molto nervosi e sotto pressione. Oggi dovrete produrre serata magica e weekend romantico. Pesci, protagonisti di questo weekend con una luna che vi mette a vostro agio e che vi dà l'idea anche che alcune cose sono proprio come le volevate voi. Quindi e detto questo, auguro a tutti uno stupendo weekend, buon Halloween e buona festa dei morti. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo lunedì e intanto adesso, come ogni venerdì, andiamo a vedere cosa ci riserva il fine settimana in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. È la 13ª edizione di Notte di Zucchero, che animerà i cantieri culturali alla Zisa dal 31 ottobre al 2 novembre. Un viaggio teatrale, musicale e cinematografico che rende omaggio alla festa dei morti attraverso i suoi dolciumi tradizionali. Siracusa offre un'opportunità imperdibile per gli amanti dell'arte. Presso il suggestivo Castello Maniace è ancora in corso la mostra Impressionisti, frammenti di luce e colore da Monet a Renoir. Si tratta di un'esposizione di grande richiamo che celebra i maestri dell'impressionismo. Il Teatro Golden accoglie l'adattamento scenico di Magnifica Presenza dal regista Ferzan Öztürk, in scena dal 31 ottobre al 2 novembre. Claudio Baglioni sarà in Sicilia questo fine settimana con il suo tour Piano di volo Solo Tris. L'artista si esibirà al Teatro Pirandello di Agrigento con replica in programma venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre. Questo fine settimana l'Etna, attraverso i suoi sapori, ci invita a celebrare l'autunno in grande stile. A Belpasso, infatti, si terrà la tradizionale Sagra del fico d'India dell'Etna, un appuntamento imperdibile interamente dedicato a questo frutto succoso, vero e proprio simbolo del territorio, dal 31 ottobre al 2 novembre. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Tanti davvero gli appuntamenti nel fine settimana in Sicilia, adesso andiamo da Luca Ciriberti. Sì, allora adesso insomma, facciamo un po' di autopromozione, no? Perché oggi c'è la partita del Catania, quindi insomma scegliamo due pagine che riguardano lo sport, le prendiamo dalla Sicilia. Il Catania oggi a Caserta, rossazzurri in campo alle 20:30, la partita sarà trasmessa appunto su Telecolor a partire dalle 19:30. Angelo, dacci qualche... 4 ore lunghissime di diretta, quindi vi racconteremo un prepartita di circa 60 minuti con le interviste anche ai protagonisti proprio da bordo campo e poi chiaramente il racconto integrale dei 90 minuti con Angelo Patanè e Carlo Breve, il post partita, almeno un'ora di post partita, quindi faremo notte stasera. Quindi notte. Catania, insomma, tra l'altro Catania diciamo ben messo in classifica al secondo posto, quindi deve vincere per restare ai vertici, come titola il giornale. Questa è una partita di conferma, l'ha definito così ieri Toscano. Eccolo qua, abbiamo raggiunto una grande maturità, ha detto il tecnico, riportato appunto sul giornale. C'è un imprevisto last minute, Aloi salta la sfida campana per un trauma contusivo, spazio al 3-4-2-1 tradizionale, appunto la diretta lo titola anche il giornale su Telecolor e poi diciamo, sui nostri siti. Poi andiamo a vedere sempre sport, in qualche modo la partita
partita del Torre del Grifo che si è conclusa ieri, quindi il Catania è ritornato a casa e il club di Pelligra entro 120 giorni dovrà pagare 4,9 milioni di euro per saldare il conto e poi si restaurerà la cittadella del Catania, così era chiamata ai tempi dei fasti, Torre del Grifo. Quindi si chiude in qualche modo anche questa partita al Tribunale di Catania. Grazie Luca, noi torniamo lunedì come sempre con Buongiorno Sicilia. A tutti chiaramente una buona giornata e un buon fine settimana.